Bentrovati in diretta con Ore 7. Questa mattina vi facciamo viaggiare perché ci colleghiamo via Skype con Bali e con Federica Ampola e Daniel Attoni. Dove Mondo Vai è il nome del loro profilo Instagram, dove raccontano le loro avventure che appunto in questo momento li vedono a Bali, in un periodo in cui insomma viaggiare ci sembra, insomma, effettivamente è anche per la maggior parte di noi un tabù. Volevamo insomma farci raccontare da loro di questa nuova esperienza che li vede in giro per il mondo. Intanto buongiorno, come state e che ore sono da voi? Benissimo, benissimo, qui tutto bene. Da voi è pomeriggio ora? Ah sì, adesso qui sono le 2:30 praticamente. Bene, allora, che cosa vi porta a Bali? Da quanto tempo siete lì? Quanto vi fermerete? Sul vostro profilo social, insomma, voi vi definite come degli esperti in viaggi low budget, low cost, insomma, volete scoprire il mondo alla vostra maniera, partendo da Ronchi, dei Legionari, che è la vostra base qui in Friuli Venezia Giulia, e andando appunto alla scoperta del mondo. Perché Bali? Quindi quanto vi fermerete e quando siete arrivati? Beh, siamo arrivati circa un mese fa, adesso ci fermeremo ancora per 2 mesi, quindi insomma un tempo abbastanza lungo. Siamo arrivati qui senza conoscere benissimo l'isola, abbiamo organizzato il viaggio abbastanza in fretta e siamo arrivati qui insomma. Grazie ai social più che altro che ci hanno permesso di viaggiare, perché abbiamo conosciuto una persona che ci ha aiutato, ci ha fatto da tramite per poter viaggiare in questo momento così difficile. Insomma, diciamo, è difficile ma non impossibile, questo è il concetto, cioè in questo momento... Esatto, sì, Esatto. sì. Diciamo che una scappatoia si trova, dai. Ma Ovviamente immagino che insomma il vostro 2020 sia stato piuttosto duro, insomma, abituati a viaggiare, poi eravate tornati da un'altra delle vostre avventure. Poi possiamo vedere tra le foto che abbiamo proprio anche la Panda che vi aveva portato già in giro per l'Europa, no? Da quando avete cominciato questa vostra esperienza di viaggio in giro per il mondo? Allora, diciamo che il 2020 sarebbe dovuto essere per noi il nostro anno sabbatico. Dovevamo appunto partire per il sud-est asiatico per farci un anno in giro per i vari paesi del sud-est asiatico. Solo che poi appunto per causa virus ci è stato cancellato il volo, allora abbiamo cercato di un po' temporeggiare. Quest'estate abbiamo fatto un'avventura in Nord Europa con la Panda e una maggiolina sopra. Quindi abbiamo dormito sul tetto della macchina per 54 notti consecutive, anche a temperature abbastanza basse, pur essendo estate abbiamo dormito anche con 6 gradi e quindi faceva freschino. Esatto, sì. E adesso invece siamo arrivati qui. Abbiamo un po' invertito le stagioni, dai, abbiamo preso il freddo quest'estate e adesso il caldo d'inverno. Com'è la situazione lì a Bali? Immagino che siate, a parte che non sarebbe comunque stagione turistica, o lo sarebbe, e poi anche che situazione c'è lì dal punto di vista proprio della pandemia, insomma, che situazione avete trovato? Noi siamo in piena stagione delle piogge qui, quindi piove quasi, non proprio ogni giorno, ma quasi. Nonostante questo ci sono comunque molti turisti che visitano Bali d'inverno abitualmente. La situazione qui è più o meno quella dell'Italia. Purtroppo una regione come questa, che vive esclusivamente di turismo, adesso si trova molto in difficoltà. I controlli comunque sono serrati, come da noi sono obbligatorie le mascherine ovunque. Anzi, una cosa divertente, nei primi giorni che eravamo qui abbiamo noleggiato uno scooter per girare l'isola e ci è capitato insomma di venire fermati e siamo stati ripresi perché non portavamo la mascherina con lo scooter e noi non conoscevamo questa regola. Insomma, eravamo in buona fede, ma abbiamo sbagliato, insomma, adesso la portiamo sempre. Quindi la mascherina sempre, ovunque, anche all'esterno, dentro i locali, bisogna portarla sempre. Cioè, adesso siamo in albergo, qui possiamo stare così, è una zona solo per noi per questa chiamata, ci è stata riservata. Sono aperti però i locali, cioè nel senso anche per girare, insomma, se comunque c'è meno turismo, eccetera, come... C'è una sorta di coprifuoco,
per esempio in questa zona dove siamo adesso, i locali chiudono alle 9 di sera. Sì, chiudono tutti alle 9 di sera, difatti i ristoratori sono abbastanza alle strette, diciamo. Sì. Ecco, voi appunto comunicate, raccontate il vostro viaggio attraverso il vostro profilo Instagram principalmente, che avete in progetto Sì. insomma di raccontarlo in maniera più approfondita, insomma in questi mesi a Bali, insomma oltre a questo vostro periodo sabbatico, diciamo così, a questa vostra scoperta, come vi rivolgerete al resto del mondo, a chi vi segue? Ma diciamo che il profilo è stato aperto per gioco, nel senso che avevamo un sacco di amici, parenti che ci dicevano: "Ma mandaci foto, raccontateci quello che fate", e quindi abbiamo deciso di aprire questo canale Instagram per raccontare a tutti proprio in tempo reale quello che facevamo e come passavamo appunto le nostre giornate. Ci Adesso divertiamo così, dai. esatto, sì. Non è un profilo professionale, ecco. Mhm. È molto così. Insomma, L'abbiamo diciamo aperto che il appunto vostro per intento è gioco. quello di viaggiare, di scoprire il mondo, non quello, insomma, di fare i travel Esa blogger, ecco, non diciamola così. esatto, sì. Esatto, sì, Però sì. immagino che sarete tempestati di domande, di messaggi, ma come si fa a viaggiare? Vogliamo anche noi? Cioè, insomma, sicuramente in questo momento sarete visti come, insomma, delle mosche bianche, perché Sì. Sì, è vero. Ma, come noi ci sono tante persone, in giro per il mondo in questo momento che sono riuscite a spostarsi, e da quello che ho saputo anche adesso stanno aprendo varie destinazioni, si può ritornare piano piano a viaggiare. Speriamo insomma che vada sempre per il meglio la situazione. avete dovuto fare una quarantena? Come si è svolto il viaggio? No, abbiamo solo dovuto fare un tampone. Abbiamo fatto il tampone Sì, prima di partire e siamo partiti con il tampone e basta. sì, senza Poi nel quarantena. frattempo si sono inaspriti i controlli, e adesso è richiesta, mi sembra, anche la quarantena. Infatti nella capitale, a Giacarta, richiedono la quarantena di 15 giorni, mi Sì. sembra, prima di poter passare a Bali. Ci raccontate un po' la Bali che state scoprendo, insomma, anche in questa stagione particolare. Noi stiamo vedendo qualche foto meravigliosa, insomma, tra quelle che ci Sì. avete mandato, che mondo avete trovato? Ma allora, diciamo che Bali Sud è una Bali molto turistica, ecco. Ci sono un sacco di locali, di negozi, di ristoranti, è molto fornita. E in questi giorni abbiamo potuto fare un on the road per tutta Bali, che è durato qualche giorno, visto che l'isola comunque è molto piccola, e abbiamo trovato la vera Bali. La vera Bali Con tutti i suoi problemi, sì, insomma, con pregi e difetti. esatto, esatto, con il traffico o magari la desolazione di posti più turistici, situati in giro per l'isola in questo momento, insomma. Eh, Ehm, mm, C'è un problema poi un po' anche ambientale, insomma, un problema, avete riscontrato che c'è un problema con la Sì. spazzatura, è così? Con la certo. spazzatura sì, è veramente Abbiamo saputo che anche in Italia sono arrivate le immagini, insomma, delle spiagge che sono proprio qua vicino, a qualche chilometro da qui, che erano completamente ricoperte da plastica qualche giorno fa. Noi siamo andati di persona a vedere, ma siamo arrivati tardi perché era già stato ripulito. Ma in realtà pulito era un modo di dire, perché comunque la spiaggia era piena, piena, esatto, piena di risultava comunque plastica. sporca. Certo, poi l'idea di sporco è un po' diversa qua, insomma, si convive insomma un po' con la plastica in giro, è un problema abbastanza importante. 2 mesi dunque ancora a Bali, ma così per capire, poi avete ancora progetti di viaggio, insomma ormai ora che siete partiti insomma come vi gestirete in questo vostro profilo da viaggiatori, insomma, che siete, che state... Allora sì. Allora, quando ritorneremo finiremo il nostro van, stiamo camperizzando un furgone, e poi da lì vedremo dove si potrà partire, dove si potrà andare. Un nostro sogno è quello di fare la Pan America, che è una strada che taglia praticamente da nord a sud l'America, quindi Mm. dall'Alaska all'Argentina. Quindi quello sarebbe un Il nostro po' il sogno, nostro sogno. però
vediamo al insomma. momento è un sogno un po' così, un po' irraggiungibile, ma Sì. appena Intanto sarà siete arrivati possibile. a Bali, quindi insomma, dai, non c'è Vabbè. sogno, Esatto, non ci sì. sono sogni proibiti. No, no. Allora, buona permanenza, grazie per averci portato idealmente in viaggio anche noi questa mattina e a presto, alla Grazie prossima. a Grazie a voi. te. Ciao, Certo. grazie. Noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui da Via Nazionale 120 a Tavagnacco.